Note strimpellate e vivaci chiacchiere hanno fatto vibrare le aule del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che in questi giorni hanno ospitato le attività formative del Medimex, talk, panel e music conference dedicate al mondo della produzione, all'economia discografica e alla creazione delle etichette indipendenti. Un'occasione unica per gli artisti emergenti del territorio che, secondo Andrea Rizzo, cantautore e responsabile dell'agenzia Arten, acquisiranno le giuste competenze per creare una solida carriera artistica. Sono fiducioso sul fatto che questa formazione possa essere condivisa in maniera sempre più capillare sul territorio e possa aiutare praticamente le varie figure a connettersi tra di loro e soprattutto essere informate in maniera più funzionale. Dagli elementi tecnici per l'autoproduzione che aiutano i giovani musicisti a superare i limiti contrattuali delle grandi case discografiche, fino ad arrivare agli aspetti legali essenziali per la tutela dell'artista e la rivendicazione dei diritti d'autore sulle opere musicali, strumenti nuovi e necessari per riuscire ad emergere oggi nel settore musicale, come hanno raccontato i due giovani cantautori. È veramente bello mettersi in connessione fra gli enti dello spettacolo, comunque creare community, che è importante, soprattutto qui al sud. È stata una lezione molto interessante perché ci ha permesso di entrare in argomenti che sembrano scontati ma che alla fine, per quanto riguarda la gestione degli artisti, la tutela della persona che suona e che produce sono essenziali. Giornate dedicate alla formazione professionale e personale. Tra un workshop e l'altro, infatti, sono nati i primi esperimenti musicali, singole note che lentamente si sono trasformate in fresche armonie. Ci siamo conosciuti 3 ore fa praticamente, ci siamo trovati fuori dall'università, stiamo cercando di scrivere un brano, noi ci occuperemo di testi, top line, quindi da un punto di vista autorale. È un bel gruppo, stiamo lavorando bene, siamo ancora un po' all'inizio, però è partito bene, diciamo, il percorso. 3 giorni di corsi e incontri per far avvicinare i giovani non solo alla cultura musicale ma anche al professionismo, come ha raccontato Cesare Veronico, coordinatore artistico del Medimex. I ragazzi che decidono di proseguire questo percorso per fare della musica il loro lavoro hanno la possibilità di proseguire in un corso semestrale ottenendo per la partecipazione al Medimex una forte scontistica e comunque chi si distinguerà avrà una sorta di borsa di studio e quindi uno dei partecipanti andrà gratuitamente in questi corsi che sono comunque onerosi. Portiamo a Taranto nel Medimex i grandi stakeholder, gli operatori di livello nazionale che tendono a fotografare la situazione del sistema musicale in Italia.